Dai, preparati al giro puntinatore. Sto facendo tutto con la massima velocità perché oggi dovrebbe essere emergenza caldo perché lo scappo in montagna in moto. Ho regolato più in giù la pedalina del cambio, ti può essere utile anche a te. Sai che queste pedaline sono regolabili, a volte quando non ti entra la marcia, molto spesso è semplicemente perché la leva è troppo alta e tu non dai la forza sufficiente al piede. C'è un bel lavoro rimontarli ogni volta, però guarda qua. Vero che magari la mia moto è carburata per andare senza, però cioè te che stroppi il buso del culo, cioè guarda che robe, da così, che è la parte più larga. No, non vuole mai che vado in moto, gli sta anche un po' in culo la moto, vero Emi? Mi sono sempre state in culo le moto, moto e bici. Oggi innanzitutto ci sentiremo quando parlo, perché ho messo i DB Killer. Ti sto portando a puntinare la zona di Sauris, del lago di Sauris, che da quando ho preso il camper non ci sono più stato. Andremo pertanto a vedere, a scoprire punti tattici dove metterci con il camper. Contemporaneamente vorrei anche dire una cosa molto banale per i motociclisti, però che a me ha cambiato veramente tantissimo, e questa cosa sono i pantaloncini da ciclista. Te li straconsiglio, i classici pantaloncini da ciclista senza le mutande ovviamente. E questo perché? Non tanto per l'imbottitura del culo, ok? Tu puoi prendere anche quelli senza imbottitura quasi quasi, ma per il fatto che i pantaloncini da ciclista aderiscono alla gamba, fanno una sorta di seconda pelle, la quale soprattutto nel periodo estivo, anzi più solo nel periodo estivo, ti evita lo strusciamento continuo della gamba con il pantalone, ok, che nel mio caso insomma era una cosa molto molto fastidiosa. È come in Friuli ci sono sempre le strade vuote. Io quando ho bisogno di rilassarmi, l'hai visto, l'hai capito, vado sempre in Friuli col camper, e soprattutto anche in moto, sinceramente, nel periodo quello confusionale, cioè tipo adesso siamo sotto Ferragosto, le strade sono impraticabili nella mia zona, cioè tipo per salire da Venezia a Treviso, quelle zone lì, hai capito? Mi si potrà dire che questa non è una moto da viaggio, però io ricordo sempre che sono nato con l'Aprilia RS 125. Con quella, il primo giro che feci a 16 anni, andai in Francia, cioè per dire, tutte per stradine normali, senza navigatore quella volta. E quindi sì, non vedo tutta questa scomodità, a parte a volte le braccia e le vibrazioni, ecco, ma per il resto ognuno ha la sua moto e ognuno ha anche il suo modo di guidarla. Giro un dietro alle quinte per me, praticamente adesso faccio il pieno, siccome non mi ricordo quanta strada facevo con sta moto. Bene, il contactless non è attivo, fermi, e io non ho nero, no, ho solo pezzo da 100, 1 da 50, quindi niente, ecco, che avevo detto, faccio il pieno, zero il contachilometri e vedo quanto faccio in un giro tranquillo, quanti chilometri, così so più o meno, questo possa servire anche agli altri, quando devo fare benzina, perché sai che ci sono certe zone di montagna dove veramente puoi prenderti un po' di paura, perché dici cazzo, qua dov'è che faccio benzina, non c'è niente, resto a piedi. Infatti anch'io ho rischiato di rimanere a piedi più di una volta, insomma. Destra, gira qua. Mi rinnamorai delle moto perché ero praticamente in Slovenia, su questa strada bellissima, rilassantissima, più o meno in zona Caporetto, e c'erano ste Harley tipo questa che ho davanti, che passavano così tranquille, 70-80 all'ora, e si godevano il paesaggio. Guardalo là come se la gode, e come me la sto godendo anch'io, cioè seppur abbia una moto da corsa non è necessario che io faccia la MotoGP in giro, posso fare anch'io l'harleyista e godermi queste passeggiate, guardare gli alberi, guardare le montagne, guardare di solito dentro le case quando viaggio, sai, i negozi, i locali, tutte quelle cosine là, vedere se c'è qualche posto per il camper dove fermarmi, è bellissimo. Aspetta, adesso supero appunto dopo il Velox e mi metto là con il tipo dell'Harley. Programmi rilassantissimi in Friuli, ragazzo, te lo dico sempre. Pensa che per arrivare dove dobbiamo andare, cioè come diceva Totò,
praticamente è tutta un'autostrada, c'è tutta così, è tutto vuoto. Cioè oggi cos'è? Boh, il 10 agosto, non lo so, non andare dalle altre parti. Però se in certe zone, senti che fresco, se in certe zone il traffico è congestionato e qua è tutto vuoto, insomma, sai, anche un giretto in camper da ste parti non fa schifo, cioè guarda che roba, cioè non ho mai frenato, porco cane. Questo ragazzo è il paese natale di Primo Carnera, che era un famoso pugile. Ti avevo anche portato in un giro in bici a vedere casa sua, solo che sai, nei video delle puntine come fai mai a capire cosa vedi? Cioè non è che scrivi sequals le puntine del mondo e viene fuori, oppure sì, non lo so, prova. Alla Versys inizio a vederne tantissimo, ha detto anche il mio amico Slash, quello sopra il 7 meccanico, che è una delle moto più affidabili, solo che è altina. Io ogni tanto penso a una seconda moto, diciamo, da viaggio, poi penso quanto bello è andare via con la mia Ducatona qua, col mio ferro vecchio, e dico ma in figa anche le moto da viaggio. Fino a essere così, porca miseria. E questa comunque è anche la strada che ti porta a Tramonti di Sotto, quel posto paradisiaco, un po' rovinato dall'uomo, però insomma dai, più di un occhio paga il pizzo e vai là che è bello. Resta noioso dopo, cioè una volta va bene, ma dopo vabbè, speriamo di no. Tazzi che andavo piano, mi sono buttato tutto in parte, un deficiente col telefonino così, che se stai parlando al telefono, che cazzo guardi il telefono? Cioè guarda avanti, c'è già il telefono in mano mentre guidi, comunque tutto in contromano, cioè io non posso andare via ogni volta così con la tachicardia, ragazzi, veramente, se vi ammazzo tutti, ti ammazzo di botte, Dio caro, veramente, ma avete rotto i coglioni, non si può andare avanti così, tutti in contromano, è da mesi che lo dico, basta e basta. Bello, qui c'è la diga, la diga, si poteva fare il giro panoramico per l'altra parte del lago. Sì, l'avevo fatto una volta a piedi, però mi pare si chiamasse Via degli Alpini. Boia. La famosa strada che io ti dico per andare a Tramonti di Sotto, che è strettina, cioè ci passi col camper, però devi stare attento, c'ha punti veramente stretti, qualcuno è rimasto anche incastrato una volta, quindi insomma sta attento. Tramonti di Sotto a Ferragosto sarà una bolgia indescrivibile, pertanto sì, guarda, già nel posto tattico lì in fondo, vedi che è quello dove io metto il camper una volta, vista al lago, guarda che belle le canoe mentre dico vista al lago, è pieno di macchine, quindi vedi, arrivando col camper già lì di mattina non ci saresti. Prova a immaginare a Tramonti di Sotto, dove c'è quella stupenda area picnic. Dove girano i ragazzi qua? Avranno messo divieto camper, divieto roulotte, divieto porca puttana di tutto. Non è un paese, non è una zona molto felice per i camper, in quanto ci sono 2 aree camper a pagamento e quindi vogliono che vai lì a dargli i soldi, hai capito? Il solito discorso. Ci sono di quei posti veramente da favola, li puoi vedere nei vecchi video delle puntine, soprattutto quelli sul Meduna, che è un fiume, ma è più torrente, diciamo, in questa zona qui balneabile. Ricordati sempre, indipendentemente dal mezzo con il quale arrivi, che in questa zona viene chiamato un po' il regno delle zecche, perché già il Friuli è una zona dove c'è moltissima concentrazione di zecche, e a Tramonti di Sotto è proprio l'epicentro, ok? Quindi mi raccomando, ti consiglio, va bene anche come si chiama, l'antizanzare, magari con un dip, non so come si pronuncia, Domodossola, Empoli, Palermo al 50%, così vai tranquillo. Cosa è successo qua a Tramonti? Se c'è una sagra di paese, può essere, oppure semplicemente, come ti dicevo prima, proprio il periodo di Ferragosto dove c'è il male. Beh, un po' la sagra si vede, Pro Loco Val Tramontina.
Aspetta che servizie, uso un volontario. Per pin pianeo mezzavo tutte le macchinette mi. Vedi tu? Eccola, non c'è, è tipo una gara qualcosa. Grazie, che sto all'ombra. Ok. Ci passavi col camper, cioè col pulmino, anzi no, l'ho già fatta io questa, sì, ci passavi col pulmino, però comunque ti saliva un pochino l'ansietta, diciamo, ecco. Guarda che posti, ragazzo, guarda che posti, sei sempre a tramonti di sotto. Io ho problema olfattivo o è la sagra del purè, perché sa, purè, porca miseria, sindica da purè, non ha neanche senso mettersi qua, non ti segno neanche a ste robe. Salutarsi ora, famoso posto magico dove ti ho portato spesso in passato, vedi, dove c'è scritto il bosco delle Agane, gira qua dentro, cattiella molto bella cascata. Ah, che bello, ragazzo, guarda che relax, strade vuote, guarda che bello, ah, che goduria da fare, vari in moto tranquilli così. Sì, perché godo tantissimo andare anche in motopiano, non l'ho mai detto, perché mi ricorda quando vado in e-bike o in bicicletta, solo che qui basta accelerare, vedi la bici, in questo caso la moto, che va avanti da sola, è una sensazione bellissima. Queste cose sono tra le peggiori da fare, però diciamo che se vuoi imparare a fare un po' di tornantini stretti, questo è il posto ideale. Un trucchetto che posso dare, innanzitutto tranquillità, cioè vai piano, non troppo, se no cadi, guarda sempre in avanti e quando arrivi a metà guardi. Ecco, io qua l'ho presa anche larga, vedi, ho sbagliato, perché purtroppo il Ducatone non riesce ad andare troppo giù di velocità, dopo strattona e lo strattonare ti porta fuori strada, hai capito, nonostante fossi in prima. Sarebbe da sfrizionare, sì, beh, se vedi una macchina arrivare sfrizioni ovviamente. Comunque i tornantini li faccio così, mi prendo largo, sempre stando nella mia corsia, guardo avanti e stringo a 3/4, cerco di guardare proprio la linea bianca, di cercare di andare nella linea bianca, poi il cervello e il corpo fa tutto da sé. E veramente, ragazzo, il primo trucco per andare tranquillo in moto, proprio rilassarsi e sappi che la moto, la bici e la moto va dove guardi. Guarda, io ho guardato la linea, hai visto, ho fatto un tornante perfetto, era strettissimo quel tornante, te lo assicuro, è una roba da parcheggio, però con la tranquillità e con, tra virgolette, l'inganno al tuo cervello, lo riesci a fare tranquillamente. Ripeto, l'inganno del cervello è veramente, devi guardare, soprattutto magari anche in avanti, perché così il cervello precalcola tutto quanto, la strada, cioè tu sai che devi andare lì, guardi lì, e il resto va tutto in automatico. So che è una cosa stranissima per chi non è abituato, però purtroppo è così. Io ricordo il mio mega volo in bici in Val di Zoldo, lo feci perché stavo guardando il panorama e ho guardato più verso destra e io sono andato addosso al guardrail, ho fatto veramente un bel volo quella volta. Beh, l'hai anche visto, perché stavo anche registrando, quindi hai visto anche il volo in diretta. Sì, e ho visto vari tipi di motociclisti in questo passo. Ci sono quelli che vogliono correre, tipo quelli che mi sorpasseranno adesso, vedi, e quelli che vogliono godere il panorama, tipo alcuni che ho incontrato che sono scesi con la moto da viaggio. Per carità, nulla contro chi vuole correre, però non so quanto vi godete il panorama. Vabbè. In questo mondo un po' pirla, se non corri come un matto, come in MotoGP, non sei un motociclista, e se non ti distruggi i muscoli con una bici muscolare e vai con l'e-bike, non sei un ciclista. Ragazzi, bisogna veramente imparare a uscire da ste minchiate e a godersi la vita, porco cane, perché è corta, cane del porco. Tietosia, la rippo rippim pam. Che forte, a galleria, tanta roba. Ne avrai da divertirti dopo, ragazzo. Sì,
con le moto che vengono avanti, le macchine, le bici, ma vabbè dai, comunque fioi, ho detto lasciate perdere il passo rest col camper, no passo rest, no passo San Boldo, anche perché dopo rompiamo troppo il cazzo alla gente e poi la gente ci odia, perché giustamente col camper blocchi tutto. Adesso è più liscia e veloce, ma guarda che il passo rest è tanto strettino, in più non vedi neanche le macchine che arrivano, quindi devi sempre cercare di stare nella tua corsia. Fa un po' Slovenia, beh d'altronde sei anche in Friuli, quindi voglio dire Friuli a volte è abbastanza simile alla Slovenia come ambientazione, come fogliamento. Ti faccio provare anche la restare a piedi experience, in quanto sono in riserva da un pezzettino e non ho la minima idea poi quando troverò un distributore di benzina accidenti, e quindi vedremo cosa succede. Guarda che belle le lambrettine, che forti. No, niente dai, non ti faccio provare la Resto AP Experience, in quanto adesso a 4 km c'è il distributore. È verde. Niente, andare a vedere nell'area camper qua di Ampezzo, provincia di Udine, se ci sono dei camper fuori, visto che ora siamo in alta stagione, in modo tale che se uno non ha voglia di buttare via tanti soldi si può fare un giorno in area camper, così fa anche il carico e scarico, e l'altro giorno o gli altri giorni se li fa fuori, insomma. Ecco, so qui all'ombra, va benissimissimo, che è anche più vicino al centro effettivamente. Andiamo a vedere giù adesso all'area camper che funziona storia, come hanno organizzato. Adesso vediamo, aspetta, quanto manca? Pensavo di essere arrivato. Ecco qua, guarda, c'è un van life lì. Ah bene, c'è il parcheggio che puoi andare fuori col culo, quindi sì, guarda, benissimo, senza nessun problema. E quella invece è l'area sosta camper dove paghi. Ok, vediamo quanto camper ci sono, visto che siamo in pienissima stagione sotto Ferragosto. Pochissimi, è metà vuota, 15 euro 24 ore. Diciamo che in teoria non è tanto, però sai, noi con 23 euro ci prendiamo in un campeggio nelle Maldive del Salento in 3 col camper, in 3, e con 15 euro dove sono andato a Cassis, porca miseria, senza corrente per carità, è in un campeggio in una delle località più rinomate della Francia, e con 18 euro al campeggio quello dei laghi di Plitvice, che era stupendo. E quindi dici, cazzo, qua un'area camper mi fai pagare 15 euro, dici, cioè un'area camper dovrebbe costare 5 euro, ragazzi, dai. La cosa migliore sarebbe che fossero tutte a pagamento e che costassero tutte 5 euro, e non vedresti più camper in giro, perché dicono, cazzo, con 5 euro ho la corrente, ho un po' la tranquillità, magari gli lasci aprire anche il tendalino, non rompi i coglioni, e sarebbero tutti lì. E che i comuni purtroppo non capiscono un cazzo. I comuni mettono la gente lì solo per prendere soldi, gente senza alcun minimo interesse per il proprio lavoro. Basta vedere come anche costruiscono certe aree camper proprio senza senso, con la corrente via attaccata allo scarico e tutte quelle minchiate lì. Dai, basta lamentarsi, pure Italia. Via, adesso devo cercare un alimentare, che ho bisogno dell'acqua. No, qua ti ho detto, ci vengo molto volentieri, però nel periodo invernale col camper e bicicletta. Col prosciutto qua, cioè stiamo andando a Sauris è famosa per il prosciutto, per lo proprio sermone. Un furgone, porca miseria, ciao ragazzo. Pensavo però che cazzo troiazza, il fatto che non si vede una cippa, però sono molto suggestive. Sì, magari dici, ma non è il massimo per far questa moto sui San Pietrini bagnati, ma noi ormai con i San Pietrini bagnati abbiamo il vaccino e quindi non è un problema. È morto qualcuno forse buttandosi coi bungee jumping, arrampicate, cose del genere, perché lo vedo un posto un po' particolare. Di nuovo queste gallerie,
no, ci sono certi punti non illuminati che vabbè, tiro sui fari e non vedi veramente niente, porco cane. Col piffero che faccio il viaggio in Belgio in moto a Ferragosto, casomai vediamo settembre, ottobre, basta che non trovo neve nei passi, cioè diciamo quelle robe sono da fare a giugno, hai capito, quei bei viaggi là. Non so come si chiama questo passo, però è il passo che da Ampezzo in provincia di Udine ti porta a Sauris in provincia di Udine, e il giro è ovviamente bellissimo e rilassante, però puntinatamente parlando non ti ho trovato nessun punto valido per il camper e nessun rubinetto funzionante per il momento, quindi vediamo dopo cosa succede dopo. Nel frattempo goditi un po' questi posti strani, con quelle grotte strane, queste robe strane. Bello, siamo sulla diga, ho sbagliato strada, adesso mi giro, proviamo adesso a girarsi qua, ecco qua. Buongiorno, sbagliato strada. È meglio così, va giù, destra signore, vertigini, buongiorno, come state? Bene, grazie, voi tutti bene, salutate casa, senz'altro sarà fatto. Cioè, c'era anche il cartello, diceva Sauris di qua, non so perché ho avuto un attimo lo svarionamento di girare di qua, forse c'era la stradina sulla diga che mi ispirava, sarà quello. Ad ogni modo ragazzo, benvenuto a Sauris, il paese del lago di Sauris, Areola, delle 200.000 milioni di gallerie, ciao ragazzo, e del prosciutto, ricordo, io volevo andare avanti, non voglio fermarmi a Sauris con sto caldo, voglio solo girare in moto fin quando viene scuro. E a Sauris però c'è un'area sosta camper a pagamento, la quale però sembra sia aperta per fare il carico e scarico, quindi io ora vado a verificarti quello. Io quando sono in un posto scrivo camper, premo invio e vedo vicino al mio puntino le cose più vicine. Area camper Lucid, cacchio, era ben prima, e qua non vedo, c'è il campeggio, porco cane. Ah, sotto il paese di Ampezzo, no, non c'entra niente, ma allora non c'era l'area camper a Sauris, no, non c'è l'area sosta camper, c'è la zipline, e mi sposto a Sappada, vado a vedere questo parcheggio autoploz e poi l'area sosta camper di Sappada, vado a verificare questi parcheggi tattici che mi ero salvato per questo giro. Un po' di lago, va, eccoci qua, goditi un po' il panorama di Sauris, così valuti se venirci o no. Dico, a me non mi ispira molto come zona, non ci verrei io qui con il camper, ma attenzione, ovviamente è solo una cosa personale, assolutamente personale, che ho trovato spiazzi, hai capito, quindi forse anche per questo che ti dico, ma io quel camper qua non ci verrei, non c'è neanche un'area camper, c'è il campeggio e basta, ma andare in campeggio insomma credo che possa essere anche impegnativo, soprattutto per chi magari vuole uscire tutte i fine settimana col camper, insomma. Dopo te credo che la gente si droga, e dice spendo manco drogarmi, che bello, c'è proprio nessuno per strada, guarda, fai di quelle passeggiate in moto, bellissime, guarda, Pimpianeo, te la godi così. Poi il mio meccanico, se vede i giri a cui vado, mi bestemmia dietro, anzi tu guarda sempre i video, quindi mi starà già bestemmiando, aspetta che la tiro più su, ecco, che dopo dice te l'avevo detto, Sauris di sopra e Sauris di sotto, praticamente Sauris di sotto è quello più sopra, cioè che fate tipo scherzo, hai capito? Guarda che bello, carino come posticino. Certo, con sto caldo no, voglio visitare questi posti più o meno meno 40, guarda là un camper, adesso vado a vedere, no, mi sa che vabbè, ma che razza di parcheggio, se è anche stortissimo, boh, non so, io non voglio segnarlo, no, non mi piace quel parcheggio, ma il paesino è bello, il paesino è molto carino, in vita, ecco, Ugan, e anche a sinistra, campeggio, tanti campeggi, però
guarda che bello anche quel murales. Poco, non ci sono spiazzi per fermarti col camper, hai capito? È una zona un po' particolare, non c'è neanche il parcheggio, manco il cimitero, cioè proprio sono tutte stradine così, cioè capisci dove ti metti. Effettivamente beh, l'unico parcheggio che trovi lì, però sai che è molto inclinato, come fai a farti da mangiare, a dormire, farti la doccia, cioè deve essere bellissimo anche in bici. Sì, guarda, una bella biciclettata, guarda, qui c'è il campeggio, campeggio, centro benessere, maneggio, proprio in curva così, lontano dal paese, cioè no, cioè non fa per me, capisci, cioè no, col camper per me è assolutamente bocciata sta zona, molto bella, ma io sto parlando del viverla in camper, no, proprio no, bocciata a pieni voti. In moto decisamente è un posto per fare dei bei giretti in moto, sia che tu voglia fare la MotoGP e sia che come me ti vuoi godere i panorami. Sì, voto 9. Stanno ristrutturando, c'è lì una stradina di sterrato, bella, aspetta mi muovo piano perché sennò ti ubriachi poi da casa. So che i movimenti laterali in GoPro non sono mai piacevoli, bisognerebbe tenere dritto e lei inquadra bene quando tu inquadri dritto. Ah no, Sauris di sopra è questo, allora non c'era lo scherzetto dei Sauris, c'è il Sauris del lago, il Sauris di sotto e il Sauris di sopra che è questo. Ma pensa, anche qua guarda, dove cacchio ti metti col camper, cioè capisci? Perché dico che sono dei posti bellissimi, guarda, stupendi, bellissimi, però ragazzi, dove ti metti il camper? Guarda, c'è già la macchina, fai difficoltà, guarda, aspetta che guardo qua che ci sono dei furgoni prima di parlare tanto. Vediamo qua, tanto io devo andare, ecco qua che ci sono anche dei camper. Devi arrivare, bello, alla sera, aspetta che mi fermo un attimo qua, ecco qua, decisamente, sì, guarda, arrivi alla sera, occhio che posto panoramico, aspetta, vediamo, sì, guarda, non male, sì, questo lo segno, però di giorno te lo scordi, devi arrivare di notte. La strada è normalissima, una normalissima strada di montagna senza eccessive pendenze, almeno so che in moto non si sentono le pendenze, però credo che sia tutto normale. A testimonianza, hai visto prima c'era il vecchio Ducato che era lungo 7 metri ad occhio, quindi era anche massardato, quindi direi vai tranquillo. Panorama bello qua, bello, curati, wow, sei veramente un posto, ma è anche strano perché hai visto che non c'era particolarmente gente, eppure una volta Sauris era uno dei posti più rinomati, insomma, ecco, adesso è entrato un po' nel dimenticatoio, probabilmente quando gli influencer torneranno a parlarne e a dire che è un posto mozzafiato, si riempirà di gente anche qua, troverai le code influencer che sono falsi come la cacca, perché ti dicono che è sempre tutto bello, ti fanno vedere solo le cose spettacolari e anche rese spettacolari. Ovvio poi che uno inconsciamente vede i video o le foto ritoccate con i colori ultra saturati e via discorrendo, è chiaro che è fortemente tentato, un po' come quella volta col lago di Bled. C'era il periodo che, a parte il film che ci hanno fatto, ok, ma tutti pubblicizzavano sto lago di Bled, cioè hanno dovuto, non so, mettere a turni l'entrata per sto cavolo di lago di Bled, perché c'erano tutti a sto cavolo di lago di Bled, perché giustamente alla gente fai conoscere solo quello e anche glielo stravolgi, perché voglio dire, sì è bello ma non certo come lo vedi su Instagram, ecco,
abbiamo laghi anche molto più spettacolari, ma anche senza dire molto più spettacolari abbiamo laghi belli uguali o anche a volte un pochino meno. È quello che voglio dire, abbiamo tantissimi altri laghi. Stai attento a quello che vedi su internet, perché dopo è dove trovi la bolgia, tipo il lago di Carezza, ti ricordi l'altro giorno? Cioè il lago di Cornino non se lo caga nessuno, il lago di Carezza che è identico c'era il parcheggio a pagamento e la passerella con la processione di gente che doveva andare a fare il selfie, hai capito? E vabbè, dai, rigodiamoci un po' la passeggiata. Camper lassù, lo vedi? Ciao, sì, ti dico, la strada è parecchio strettina, però guarda, questo è il traffico, è sotto Ferragosto, quindi cosa vuoi che ti dica? Cioè non è più impegnativa, perché se non ci sono macchine è una monocorsia. Guarda, anche qua dici vabbè, io mi sto immaginando qua col camper in seconda, certo, in seconda, quello sì, perché poi guarda, è già subito queste curvettine strette, beh, un po' come la moto, sto andando su tranquillo in seconda, solo che in camper non riusciresti a mettere la terza qua. Ragazzo, il passo che da Sauris va a Sappada è relativamente impegnativo con il camper, lo stai vedendo? Anche qua, cioè, non vedi che ti arrivano macchine, molto stretto, molto stretto, con mezzi come il mio larghi 2,35, la situazione che ti dicevo. Vedi, in più guarda giù che può cadere anche giù, vedi? Lui adesso sarà a filo. Bimbo, cosa vieni indietro? Cioè non è che cambia, la strada è larga uguale? No, so quanto senso che ha venire in Rio. Vabbè, qua potrebbe stare, esatto, anche un po' più stretto, sì, so, i pro e i contro del camper. Vedi, io evito sempre queste cose qui, io cerco di stare più in pianura e con l'e-bike salgo, oppure guarda, prendo la moto e me li godo in moto sti posticini qua col massimo rilassamento proprio. So, in bici ad agosto come il tipo qua invece non lo farei mai con tutti i bagagli là addirittura, no, non fa per me, si chiama bike packing quella roba, non fa assolutamente per me. Però perché questa è l'ultima, però vara, aspetta che non faccio come che a volte in bicicletta che a Vardarde vado su per guardare il cartello indica che la ripidità è al 18%. No, io qua in camper no, sarebbe un incubo, sì, per me col pulmino qui sarebbe veramente un incubo, accidenti. Wow, che panoramoni, è un punto panoramico bellissimo con la panchina e lo spiazzetto per fermarsi, potevo fermarmi lì a mangiare il panino non di Sauris. Wow, guarda a sinistra, qui questo è un bel posto, vedi? Anche se sei a bordo strada, ma guarda dove sei. Io non mi sono fermato adesso e posso anche se segnartelo, perché forse no, perché il mio canale vuole essere sì un canale anche per i camperisti, ma per quei camperisti un po' tipo me, che certi posti col camper non li farebbero e che hanno appunto il camper lento, pesante, grande, rimbalzino. Ecco, è arrivato giusto questo a contraddirmi col camper grande come quello di Peluche. Porca miseria, maledetta vita che mi contraddice. Cattiamo un ristorantino alla Singano, che sarebbe una cacchio di panchina. Mamma, guarda che bello, guarda a sinistra. Wow, che goduria unica, è un posto promossissimo, si può dire promossissimo, ma sì dai, bocciato in italiano, promossissimo il posto invece per quanto riguarda i giri in bicicletta, veramente bellissimo, una favola da girare in bici, confermo, sì. È bello, guarda che bello spot, però ripeto, no, non lo segno perché no. Su Google Maps Sella di Razzo con 2Z
è proprio sopra in cima alla sella c'è quel bel parcheggio tattico panoramico, quindi chi ha il van, chi ha il T4 è un posto veramente consigliato e la strada la fate tranquillamente, insomma, dai, ecco. Pascolo, ma vacche intendo quelle, eccole là, quelle con 4 zampe. Un altro spot per i camper. No, non mi sembra tanto. No, bocciato. Siamo a 1790 metri sul livello del mare, io sono in canottiera ed ho caldo, cioè caldo, sto benissimo. Io una cosa non capisco, perché con le moto dobbiamo vestirci con tutte da MotoGP, poi abbiamo caldo e giustamente bisogna correre come pazzi perché sennò si muore da caldo. Se invece hai un Harley, allora là puoi andare con la magliettina a maniche corte, col gilettino in pelle, hai capito? Idem se hai uno scooter, cioè alla stessa velocità alla fine, perché voglio dire, cioè cambia proprio la forma del mezzo, hai capito? In base alla forma del mezzo, non alla velocità, cambia l'abbigliamento, hai capito? Dai, com'è strano il mondo. Dopo ripeto, ognuno è libero di fare veramente quello che vuole. Io preferisco andare pianissimo, veramente godermi il panorama e andare via in canottiera e guantini, perché cosa sto facendo? I 30 all'ora, hai capito? Adesso cosa sono? 40 all'ora, 40, 50 è la mia passeggiata di montagna. In bicicletta io scendo ai 60. È capitato una volta in fuoristrada, tra l'altro, che in una discesa il contachilometri di Thomas aveva puntato 91 km orari, quindi abbiamo raggiunto i 91 km orari senza tutte da MotoGP, e quello, diciamo, va bene, è socialmente accettato, quello voglio dire, non è che va bene, è socialmente accettato. Se invece vai ai 40 all'ora come me adesso, così in moto, senza la tuta o senza giubbotti eccetera, ti maledicono, cioè dicono guarda quello dove va, il motociclista la domenica, hai capito? Povero mondo. Dopo ovviamente se devo correre su strade più veloci metto anch'io il giubbotto, se ho voglia di correre. Trettina in molti punti anche dall'altro versante per andare a Sauris, su a Sauris, fare il giro Sauris-Sappada, no, questa zona io la evito. Dopo ovviamente è fattibile, te l'ho spiegato prima, e tu scegli se farla o meno. Io no, non la faccio in camper. Ho tutto molto bello, però insisto a dire non trovo posti da camper, cioè proprio non trovo parcheggetti, non trovo niente, non so proprio cosa, non saprei cosa fare, cioè se io arrivo qua in camper non saprei veramente dove mettermi proprio. Cioè ultra pentito, mi dispiace tantissimo di non essere andato su quella panchina lì nel punto panoramico in cima al passo, però credo che non valga la pena rischiare una manovra così stupida, ossia fare un'inversione a U in un passo di montagna, tra l'altro particolarmente stretto, per godersi un panorama, insomma, ecco. E quindi ho fatto la scelta più intelligente e ho continuato nella speranza di trovare qualche altra panchina, no? Ormai siamo scesi, panchine non c'erano più, le avevamo finite, erano tutte là. Paesino, cos'è? Laggio di Cadore. E un accidente di panchina, che mi siedo, mangio mezzo panino, dai. Ecco, qui c'è anche il tavolo da picnic che volevo, ma dai, quasi quasi mi fermo qua. Fa un po' caldo, ma pazienza, cosa vuoi che ti dica? Ciao ciao. Devi farti un giro in moto? Ti do le chiavi? Vai a fare un giro, se vuoi ti do le chiavi. Buondì. Aspetta. Oh. Piniel. Ceno pranzo a Piniel. Ho lasciato la GoPro accesa come sempre. Quindi anche, come sempre sarò senza batterie, non ti posso più filmare con la GoPro. Vabbè, comunque ora andiamo a Sappada e vediamo cosa troviamo. Allora, sì, è vero che nell'area camper puoi entrare, se vedi che non c'è la sbarra per fare il carico e scarico. In ogni caso c'è anche un'altra fontanella qua, e pieno di parcheggi che io adesso ti puntino, vedi di destra, pieno di camper anche di là.
io e anche di là, puntino anche quello. Camper in video, io te li ho segnati tutti i parcheggi più tattici, quindi direi che Sappada per i camper non è affatto problematica. Quanto mi dispiace ragazzo aver scaricato la GoPro, perché ci sono stati quei panorami, guarda che simpatico quel borghetto. Adesso quei panorami di quei borghetti veramente magnifici, deliziosi, gli occhi, vabbè. Purtroppo è andata così, porta pazienza. Per farmi perdonare però ti ho puntinato tutti i parcheggi più tattici di Sappada, e questo posto non è un granché, però è su una ciclabile che l'ho vista in moto, è una cosa spettacolare, costeggia il torrente, un sogno di ciclabile, quindi questo posto qui me lo segno per questo motivo qua. Ma per bene sto posto è sì, giardino alpino, Candide, cascata del Pissambolo, qua devi pissare. Infatti vedi tu, te stimola la diuresi sta roba qua. Sì, ti tanta ragione. Poi guarda, sono 2 volte mona, non tanto perché ho scaricato la GoPro come sempre dimenticandola accesa, ma perché potevo benissimo portarmi il caricabatterie della GoPro, dato che te lo ruba. L'ho lascio in carica lì, senza la GoPro, solo il caricabatterie con le batterie, no? Tu hai detto un caffè da pranzare, e trovi le batterie cariche. No, vabbè, si impara sbagliando. Ah sì, scusa, questo è l'arrugito bianco, ma ti ho già portato qui più volte in bicicletta. E da qui noi siamo partiti a fare la famosa ciclabile che chiamano San Candido Linz, noi invece abbiamo fatto Dobbiaco Linz, quindi una fermata del treno in più, però cazzo, guarda che partenza. E che simpatico sto alberghetto. Ah, ok, andiamo a vedere. Adesso devo fare il beering experience. Detta in Veneto, ciao una birra. Ah, zona Mosca. Qua Polessa che te trovi una mosca. Invece ho trovato Folaghe che fa il bagnetto, guarda che bello. Guarda qui che va sotto acqua. Che forte, guarda le porseate col cui è fuori. Che bello, caro. E Folaghe e porseate. È sempre bello in tutte le stagioni. Ecco sì, dicevo, guarda, questo ad esempio è il lago di Dobbiaco, non se lo caga praticamente nessuno, cioè nessuno tra virgolette, in confronto ad altri laghi mediaticamente più menzionati. Eppure, cosa da invidiare al lago de Braies? Va cattate una foto su internet del lago de Braies e contami. Vietato imbarcazioni private perché giustamente noleggiano i pedalò. Vabbè, questa è quella che io chiamo mafia. Che dici? Perché gli si dà fastidio i qua? No, Dio caruccio che arriva l'anera, ma scomattata. No, semplicemente perché non gli togli i soldini a questi, basta, appunto. Ah, dai, ho saputo che te dici, in Italia siamo, quindi neanche tanto meravigliarsi queste robe. Uno dei miei baretti preferiti, ara che vista, porca troia, vedi, non è bello invidiare gli altri, però quanto che invidio che l'anera là in acqua, guardia, sull'acquetta fresca, guardia, maledetta anera. Dove viene sta qua? Non si capisce, viene dalla Russia, dal Kosovo, che cazzo viene? Ungheria, Ungheria, mamma mia che bello qua. Ah, che bello, ti ricordo che per di là c'è una bellissima ciclabile, è veramente un sogno, lungo tutto il ruscello che ti porta a quel parcheggio dove c'è l'antico cimitero austro-ungarico. E adesso mangiamo il secondo panino nel ristorantino che fa rima. Che è questo? Ecco, speriamo che sia posto, sì che sia posto. Ecco qua, mi finisco nel panetto qua. Sì, qua, bella vista. Adesso che faccio mi invidia e anere, che mostro il mio panetto. Che buono, e ti no. Sei innamorato, in posa statuaria da un'ora. Vabbè, insomma, tutto bellissimo, qualche posto per il camper te l'ho segnato, speravo molto ma molto di più, però insomma dai, a Sappada, diciamo che ti ho puntinato Sappada, dai. Solito discorso, vai nel sito, nel menu c'è scritto utilità e dopo posteggi per il camper e lì trovi le puntine di dove puoi mettere il camper, ma attenzione, dove puoi mettere il camper per visitare i posti belli, cioè non dove puoi mettere il camper perché sei un posto panoramico, per verità ci sono anche quelli ovviamente, però non è quello il mio intento.
Il mio intento è scoprire un po' il mondo, non parcheggiare il camper nei posti panoramici. Cioè, è facilissimo puntinare d'estate perché trovi il camper, vedi, dici, ah, guarda là, mi fermo, vado a vedere, guarda che bello. Sei sulla ciclabile Auronzo Cortina. Questa strada è bellissima, praticamente ero a Dobbiaco, poi da Dobbiaco mi diceva se vai di qua fai prima, quindi sono passato per il lago di Misurina, adesso sto andando a Auronzo. Bellissima. Se magari non ti capisci sul posto, cerca parcheggio ciclabile Auronzo, quindi quando scarichi le puntine vedrai che c'è il simbolo del camper sopra. Questa è mia nuova, adesso me lo aggiungo, area camper di Auronzo Vicadore, è a pagamento, però è aperto per fare il carico e scarico, e parcheggi poi ne trovi. E quello dovrebbe essere il phone bob, sì, non so se le mie vertigini me lo consentiranno. Anzi, credo la coda più lunga della storia. Guarda qua i miei fai da te, mi sono attaccato questo strafante USB, ma mi segna 12,5 la batteria motore, mentre qua mi segna 12,7. Molto strano. Perché forse c'è quello che gli sballa un po', però insomma è un 0,2 volt, non è poco. Per un'ora d'amore non so cosa fare. Per poterti sfiorare non so cosa dare.